speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Bentrovati agli amici di Veneto 1 per un nuovo spazio di approfondimento dedicato ai candidati e ai programmi dei movimenti politici in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. È nostro ospite in questa occasione Matteo Favero, candidato per il Partito Democratico alla Camera nel uninominale nel collegio Veneto 104, insomma il collegio interprovinciale che comprende l'area della Castellana, Castelfranco e tutta una serie di altri comuni del comprensorio, ma anche alcuni comuni veneziani come ad esempio Martellago, Noale e Scorzè. Ben trovato, grazie per essere insieme. Grazie, ben trovati a voi. Matteo Favero, anche nella sua attività, possiamo dirlo, insomma, è stato collaboratore di Ermete Realacci, storico nome dell'ambientalismo italiano, certo. E quindi si è occupato in questa veste di ambiente che, possiamo dire un po' quasi automaticamente, è uno dei punti chiave su cui lei vorrà impegnarsi in questa sua avventura parlamentare, qualora eletto, e comunque insomma è uno dei temi anche del programma del suo partito, insomma l'ambiente come elemento fondamentale. Assolutamente, il programma del Partito Democratico è un programma credibile e sostenibile non solo dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Penso che in questa legislatura sia stato fatto molto per l'ambiente, dalla valorizzazione dei piccoli comuni e le produzioni di qualità, una legge sostenuta e nata anche dallo spirito di cooperazione della Coldiretti, alla legge sulla mobilità ciclistica, una mobilità molto importante che non solo premia, diciamo, delle produzioni di qualità e anche la tradizione ciclistica della nostra regione e in particolare della nostra provincia, ma serve a ridurre le emissioni e a ridurre il traffico dei nostri centri urbani. Penso anche alla legge contro le ecomafie, un fenomeno importante che non interessa solamente alcune regioni d'Italia, anzi è bene alzare l'attenzione nel nostro territorio, e la cronaca anche recente ci ha mostrato che anche il nostro territorio è stato toccato da episodi gravi di criminalità legata alle mafie, e sappiamo e ricordiamo sempre che chi specula sull'ambiente non solo fa un danno al territorio in cui viviamo e che noi amiamo, ma fa un danno alla nostra salute, ma soprattutto fa un danno economico a quelle imprese oneste che lavorano rispettando la legge. Inoltre devo dire che lavorare con l'ambiente vuol dire lavorare per l'innovazione, la qualità, e crea lavoro. La green economy, quello che si sente molto spesso nei dibattiti pubblici più disparati, dalle università alla politica all'associazionismo, è una parte dell'economia che produce lavoro, produce ricchezza con la sostenibilità. E penso che sia un equilibrio perfetto. E quindi questo è uno dei comparti su cui bisogna insistere. Lei ci diceva in alcuni casi citati, sono già stati fatti dei passi avanti. Dove bisogna ulteriormente intervenire, o magari anche intervenire ex novo, secondo lei? Penso che, e ce lo impone favorevolmente, questa è una bella notizia dall'Unione Europea, ce lo impongono le direttive comunitarie. Noi dobbiamo completare nella nostra filiera economica delle politiche, delle azioni concrete di economia circolare. Pensiamo che l'economia verde produce solo in Veneto migliaia di posti di lavoro, e sono 35.000 solo l'anno scorso, ce lo dice Unioncamere, le imprese venete, molte delle quali trevigiane e dell'Alto Veneziano, che hanno adottato politiche all'insegna
della sostenibilità, dell'ecologia e della qualità nelle produzioni. E abbiamo un campione fenomenale, un campione che unisce qualsiasi colore politico. Contarina è un consorzio di comuni, è un consorzio che ha un primato non solo della raccolta differenziata ottimale, anche in un centro urbano grande come Treviso, Castelfranco e altri comuni della Castellana, ma ha un primato mondiale perché è il primo stabilimento di trattamento dei rifiuti che ricicla i pannolini. Ed è questo un vanto della nostra provincia che va assolutamente sostenuto e che crea lavoro, crea innovazione e risolve un problema, perché altrimenti i pannolini andavano in discarica. Quindi aumenta ancora di più il livello di raccolta differenziata e quindi di soldi in tasca ai nostri cittadini. Ed è questo un vanto da sostenere e da rafforzare. Grazie a Matteo Favero, candidato per il Partito Democratico all'uninominale per la Camera nel collegio Castelfranco Castellana, provincia di Venezia, il collegio interprovinciale. Esatto. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi e un saluto a tutti. Un saluto anche da parte mia e vi rinnovo l'appuntamento con i prossimi spazi di approfondimento politico dedicato alle imminenti elezioni, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.